L'aggressione a Porta San Tommaso a Treviso e i danni di 4 giovanissimi, c'è una svolta clamorosa con la procura pronta a chiedere l'archiviazione. Non sarebbe stato un agguato nato dal nulla, ma un regolamento di conti tra gruppi rivali. Senza tetto al freddo, il grido d'allarme delle associazioni a Treviso: con queste temperature rischiano la vita. L'appello alle parrocchie: aprite le canoniche. Sovraffollamento al carcere di Treviso, in queste settimane si è raggiunto il picco del 170%, sono 100 i detenuti in più rispetto al consentito. Vandalinazione a Pezzan di Carbonera, rotto alcune casette del villaggio di Natale realizzato dai bambini dell'asilo, molti piccoli in lacrime. Travolta da un SUV, è gravissima la 34enne tedesca che 2 anni fa investì, uccise a Santo Stefano di Cadore il piccolo Mattia Antoniello, il papà e la nonna. La donna era scappata dalla comunità del Veronese dove si trovava dopo il patteggiamento. Le parole del nonno del piccolo Mattia: Luigi, né lei né i genitori hanno mai chiesto scusa, ora provano il nostro dolore. Ad Osson di Casier nel pomeriggio i funerali di Alberto Zappolla, il 58enne operatore del SUEM morto una settimana fa per un infarto, poco prima di prendere servizio. Le sirene di tante ambulanze per l'addio. Domani sera alle 21 sulle reti del gruppo Media Nord-Est il messaggio di Stefani che guarda alle sfide del nuovo anno. Intanto in giunta ha approvato un progetto per la lotta alle nuove droghe. Corsa alle provinciali, candidature da presentare entro il 12 gennaio. La Lega mette sul piatto 4 nomi, sembra allontanarsi l'ipotesi di un presidente targato Fratelli d'Italia. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali la svolta, perché di una svolta si tratta sull'aggressione di Porta San Tommaso. Ne abbiamo parlato per settimane, un fatto particolarmente cruento. La procura va verso l'archiviazione, si va verso l'archiviazione. Questo perché non sarebbe stato un agguato come emerso nella prima ora, ma un vero e proprio regolamento di conti tra gruppi rivali. Non avrebbero raccontato la verità, o perlomeno tutta la verità, i ragazzi vittime dell'aggressione a Porta San Tommaso. È questa la convinzione che trapela dalla Procura della Repubblica di Treviso, con il sostituto procuratore Michele Permugnan pronto a chiedere l'archiviazione delle accuse principali. Una svolta di per sé clamorosa che racconta tutto un altro film, non un agguato nato dal nulla, fatto per divertimento o mero gusto della violenza, ma un regolamento di conti tra giovanissimi che già si conoscevano e tra i quali c'era un risentimento, non si capisce di quale natura, se gelosia, rivalità di tipo etnico, tutto da appurare. Non solo, sarebbero stati 2 i momenti di contatto. In un primo caso sarebbe volato uno schiaffo tra improperi e frasi dette in dialetto napoletano, poi sarebbero stati 4, oggetto dello scherno iniziale, a raggiungere la banda più numerosa fuori Porta San Tommaso. Di certo i racconti divergono. Insomma, dal materiale investigativo raccolto in oltre 20 giorni di indagini emergerebbe una ricostruzione completamente diversa da quella dei 4 giovani, 3 di questi finiti in ospedale, uno con una mascella fratturata e una prognosi di 20 giorni. Tutti avevano presentato querela accanto ai loro genitori scesi in piazza con un sit-in spontaneo per chiedere di liberare la città dai Maranza. Forse i figli non l'hanno raccontata giusta nemmeno a loro. Movimento poi allargatosi anche con un flash mob di sabato sera tra associazioni, alla presenza dello stesso sindaco Mario Conte. Alla vigilia di Natale 7 tra i soggetti ritenuti responsabili, 5 minorenni, erano stati raggiunti anche da Daspo con la proibizione di entrare nei locali della Movida sia a Porta San Tommaso che nei dintorni, misura di polizia che segue binari paralleli rispetto all'indagine penale, ma il tema resta e i Daspo ora potrebbero essere estesi specularmente a quelle che fin qui erano le vittime. Non si esclude nemmeno che si possa procedere per rissa, cambiando di fatto il titolo di reato. I Maranza a questo punto potrebbero essere tutti o nessuno. Insomma, un caso nel caso. Intanto è stato formalmente denunciato per lesioni personali il 41enne albanese residente a Codogné, ritenuto il responsabile dell'accoltellamento avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Conegliano ai danni del 28enne soldato delle forze armate statunitensi in forza alla caserma americana di Vicenza, ma che era temporaneamente distaccato ad Aviano. L'uomo individuato attraverso le telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato la targa del SUV
a bordo del quale era fuggito è stato sottoposto anche ad una perquisizione domiciliare che però non ha fornito alcun elemento utile sulla vicenda. Quando è stato raggiunto dai fendenti che lo hanno centrato all'addome, il soldato si trovava in compagnia di una donna, una 37enne, anche lei cittadina albanese. Proprio la relazione fra l'americano e la giovane avrebbe acceso gli animi tra l'aggressore, conosciuto dalla donna, e il soldato. Pare che l'albanese, in compagnia di altre 3 persone risultate però estranee ai fatti, non gradisse che la donna avesse instaurato una relazione con il 28enne. Senza tetto al freddo, il grido d'allarme delle associazioni di Treviso: con queste temperature rischiano la vita. L'appello alle parrocchie: aprite le canoniche. Prima risposta: da giovedì e fino al 9 gennaio la sala grande dell'oratorio della parrocchia di San Martino verrà aperta per far trascorrere la notte a 20 persone, ma non basterà a risolvere l'emergenza. Freddissimo per loro, difficile, non è facile abitare qua. Sono una sessantina di età compresa tra i 20 e i 40 anni, i senza tetto che stanno cercando di sopravvivere alle temperature di questi giorni. Si rifugiano nel parcheggio dal Negro o nel Park della Piani, 60 solo nel comune di Treviso. Giacigli di fortuna, cappucci, giacche e qualche piumino, ma il gelo di questi giorni sta mettendo a dura prova la loro salute. Alcuni sono già malati e con il freddo rischiano la vita. Guarda che adesso loro come vivi qua. Vedi che entravi aria, difficile, non si può stare caldo. È sempre freddo. Amsa, sì. Come fai a lavorare se non hai un posto dove hai un'ospitalità? Stai lavorando in nero? Sì, è molto difficile. Non sei in regola allora? No, sempre no, dipende, qualcuno un mese loro fanno il contratto, qualcuno un mese no. Hamza è in Italia da 7 anni, lavora, ci racconta. Qui pensava di poter avere una vita migliore, ma la realtà è stata diversa, così come per questo giovane di 25 anni. Rimani sempre qui? Sì. Però tira aria, fa freddo. Sì, freddo, adesso cosa fai? Adesso no campo, no casa ce l'hai, non lo so. Io dormire, Val, Non parlano italiano, ci racconta che è caduto da una panchina dove dormiva. Ora sta qui, in questo parcheggio. Sono almeno una quarantina che trovano riparo. Ogni giorno le volontarie passano, portano farmaci, aiuti, coperte. Il grido d'allarme arriva dalle associazioni. Abbiamo chiesto e stiamo chiedendo aiuto anche oggi a tutte le parrocchie di Treviso, perché ci sono, a mio avviso, tante canoniche che non sono in funzione, che sono vuote, per poter sistemare almeno un po' di persone in questo periodo. Poi io credo, visto che le scuole sono chiuse, potrebbero aprire in emergenza anche delle scuole. Per il momento però in pochi hanno risposto: canoniche chiuse, il posto non c'è ed il freddo avanza. Ci sono persone che sono già ammalate, che si trovano in situazioni appunto sanitarie difficili, che quindi hanno bisogno sia del posto caldo, ma anche, che magari se ne parla meno, un bagno, una doccia, e quindi io credo che adesso insomma abbiamo capito che non ci sono così tanti posti e quindi stiamo alla ricerca di spazi perché queste persone possano anche nell'emergenza di qualche giorno avere un posto caldo dove stare. Le associazioni hanno fatto rete, ma serve di più. Mancano le istituzioni, ci dicono. Serve che qualcuno risponda prima di trovarsi di fronte ad una tragedia. Intanto è partita una raccolta fondi straordinaria per acquistare generi di prima necessità, coperte e materassi. Grande freddo quindi in arrivo, Capodanno sotto zero e anche di parecchio, stando alle previsioni, i comuni corrono ai ripari, così a Zenson di Piave. Sull'asfalto antistante il municipio di Zenson di Piave i grani di sale sparsi la sera prima sono ancora evidenti. Il sindaco ha attivato per tempo il piano antineve perché il suo motto è prevenire prima di curare, quindi il piano entra in funzione anche in caso di ghiacciate come quella appena passata. Ieri sera abbiamo attivato il piano neve ghiaccio, che sostanzialmente è un piano operativo che abbiamo creato un po' di anni fa, che entra in funzione quando
ci sono previsioni meteorologiche di un certo tipo, quindi a seguito di nevicate, ma anche in previsione di ghiacciate, come quella ad esempio di ieri sera. Un piano che costa, ma che mette in sicurezza i cittadini. Purtroppo questi tipi di interventi costano, gravano sulle casse del comune e infatti per noi è sempre una decisione difficile che deve stare in equilibrio tra la sicurezza dei cittadini, che ovviamente viene per prima. Un sistema di pronto intervento attivato con una ditta terza e pronto ad essere operativo al momento del bisogno insieme ai volontari della Protezione Civile Comunale. Il piano prevede una procedura operativa che detta gli interventi con delle priorità, quindi partendo dalle vie principali fino alle vie periferiche, con lo spargimento di sale al fine di preventivare eventuali tratti ghiacciati o all'ombra, insomma, che diventino pericolosi per i cittadini stessi. Le previsioni sono al momento piuttosto buone, con un peggioramento però verso l'Epifania. È probabile che il giorno dell'Epifania ci sia una lieve nevicata, una debole nevicata mista a pioggia, che poi potrebbe diventare ghiaccio con l'abbassamento delle temperature previsto per la notte. Avevano appena rubato dal deposito ferroviario della stazione di Treviso ben 52 bobine di cavi elettrici in lega di alluminio, ma sono stati intercettati dalle volanti della questura e arrestati. Si tratta di 3 cittadini albanesi senza fissa dimora che la scorsa notte, alla vista degli agenti, si sono dati alla fuga, ma sono stati bloccati dopo un inseguimento. La refurtiva è stata rinvenuta e recuperata a circa 150 metri di distanza dal luogo in cui è avvenuto il furto. Inoltre, nelle immediate vicinanze sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro numerosi attrezzi da scasso utilizzati dai responsabili per tagliare la recinzione metallica del deposito e accedervi. 2 dei 3 arrestati vantano numerosi precedenti anche per reati contro la persona. Vandali in azione a Pezzan di Carbonera, rotte alcune casette del villaggio di Natale che era stato realizzato, allestito dai bambini dell'asilo. Riesci? Se no ti aiuto io? Questo bimbo, accompagnato dalla mamma, è andato a prendersi la casetta che con tanto amore aveva realizzato per il villaggio di Natale. Dopo l'atto vandalico, alcuni piccoli della scuola materna di Pezzan di Carbonera hanno deciso di portarsi a casa il lavoro fatto. Siamo rimasti male e infatti siamo venuti a prenderci la casetta. Solo alcune ore prima alcuni vandali hanno pensato bene di danneggiare delle casette, altre spostarle nel piazzale, rovinando quello che i bambini avevano realizzato. Un atto assolutamente ingiustificato e vergognoso, spiega il sindaco Federico Ortolan, amareggiati anche i genitori dei bambini. Un genitore ieri mattina sul gruppo Facebook di Pezzan Se ha postato le foto di casette danneggiate, addirittura una casetta sotto la panchina dietro di voi, e praticamente sono state aggiustate almeno peggio. Quelle più danneggiate sono state riportate purtroppo a casa. Difficile, ci dice questo papà, spiegare ai bambini quello che è accaduto. Sinceramente non ho trovato le parole per spiegare a mio figlio cos'è successo, perché questi sono atti che non trovano spiegazioni. Ecco, tu sei venuto qua stamattina con tuo figlio, per quale motivo? Perché praticamente sul gruppo delle mamme si è sparsa la voce che le casette erano rotte e sono venuto a controllare con mio figlio. Effettivamente qualcuna era rotta e mio figlio mi ha chiesto: papà, non lasciamola più qua, portiamola a casa. Nella zona ci sono le telecamere di videosorveglianza, non è escluso che vengano presi provvedimenti e magari identificati i vandali. Proverò a sentire nei prossimi giorni anche qualcuno dell'asilo e poi qualche altro genitore se vuole sporgere denuncia. Sovraffollamento al carcere di Treviso, in queste settimane si è raggiunto il picco del 170%, sono 100 i detenuti in più rispetto al consentito. A fotografare la situazione è il direttore dell'Istituto di Pena, che parla di un problema storico e strutturale. Dice bene il piano carceri voluto dal governo. Si guarda anche tra l'altro al nuovo carcere di San Vito al tagliamento.
Abbiamo una capienza di 134 unità a fronte di una presenza effettiva che si attesta intorno alle 230 persone, quindi con una percentuale di sovraffollamento molto alta. È una fotografia puntuale e aggiornata quella che il direttore Alberto Quagliotto nella massima trasparenza scatta al carcere di Santabona, dove il sovraffollamento resta la criticità più evidente. Da questo punto di vista sia il Dipartimento centrale a Roma sia il Provveditorato regionale di Padova cercano di darci una mano, nel senso di ridistribuire con opportuni provvedimenti di sfollamento queste presenze. Altrove in alcune carceri del nord-est va pure peggio, ma la strada sembra tracciata. Con la scelta di costruire altri istituti ed ampliare quelli che sono già esistenti. E questo è inevitabile perché comunque c'è un dato anche percentualistico: a fronte di una popolazione X i posti detentivi devono essere Y. Noi soffriamo di un ritardo storico nella costruzione di nuovi istituti, a cui sta dando una risposta ultimamente il governo con un nuovo piano carceri. So che adesso è partita l'impresa di San Vito al Tagliamento, un carcere che conterrà credo sulle 600 persone, nuovo, moderno, e quindi questa è una risposta sul territorio alle esigenze penitenziarie. E c'è un'altra partita, quella collegata al carcere minorile. L'8 gennaio, la data è confermata, apre il nuovo istituto di Rovigo. Qui nel corso del 2026 saranno trasferiti anche i detenuti ora a Treviso, ma sarà un passaggio graduale. Più in generale, nonostante tutto, dice Quagliotto, l'istituto trevigiano continua ad assolvere al suo ruolo rieducativo, in aumento i regimi di semilibertà e le iniziative di formazione. Parlo di vita e non di reati, perché le persone che entrano in carcere non sono il loro reato. Sono delle persone che hanno avuto dei percorsi di vita per la maggior parte difficili. Il reato non è sempre stata una scelta, il reato è stato il prodotto di difficoltà umane, di difficoltà familiari, di difficoltà sociali, e su questo noi dobbiamo andare a operare. Veniamo al caso di Angelica Hutter. La ricorderete, la donna che nel luglio del 2023 travolse e uccise una famiglia veneziana in vacanza a Santo Stefano di Cadore in Comelico. Angelica Hutter è stata investita da un'auto nel Veronese dopo essere scappata dalla struttura psichiatrica dove era stata ricoverata a seguito del patteggiamento proprio per quel triplice omicidio stradale. La donna ora lotta tra la vita e la morte all'ospedale Borgo Trento di Verona, ed è stata ovviamente aperta un'inchiesta. Era il 6 luglio del 2023 quando l'auto di Angelica Hutter a Santo Stefano di Cadore falciò l'esistenza di un'intera famiglia di Favaro Veneto: il piccolo Mattia, 2 anni appena, il papà Marco Antoniello, 47, la nonna 64enne Maria Grazia Zuin. Stavano passeggiando in quella che doveva essere solo una vacanza in montagna nel cuore del Comelico quando vennero travolti dall'Audi A3 nera della donna tedesca, oggi 34enne, che in queste ore sta lottando tra la vita e la morte perché investita dall'auto di un 77enne veronese sulla strada provinciale 19 a Ronco all'Adige, e questo durante la fuga dalla casa di cura psichiatrica Casa Don Girelli, dove si trovava ricoverata dopo aver patteggiato una pena a 4 anni e 8 mesi proprio per quel terribile triplice omicidio stradale. Una scia di orrore e tragiche coincidenze su cui adesso si cerca di fare luce con la polizia stradale di Legnago, che ha aperto un fascicolo per lesioni. Non è chiaro se Angelica Hutter stesse camminando a bordo strada o se la stesse attraversando al momento dell'impatto. Perde quota ora dopo ora l'ipotesi del tentato suicidio. Forse la 34enne voleva soltanto raggiungere la Baviera, sua terra di origine. Un destino che interroga non solo gli inquirenti e che riapre ferite profonde, familiari e di comunità. A Favaro Veneto le esequie nella chiesa di Sant'Andrea furono un abbraccio straziante collettivo, sostegno che continua ancora oggi. Una delle cose principali che abbiamo pensato è che ovviamente tutto questo riporta a galla
tutto il dolore di queste persone che da anni stanno soffrendo questa loro perdita del figlio, nipote e consuocera. Stava seguendo un percorso di riabilitazione Angelica e pochi giorni fa con gli altri ospiti aveva fatto visita anche ai mercatini di Natale, parlava poco l'italiano ma non c'erano sospetti di fuga, allontanamento che è stato invece repentino. Domenica la donna esce dalla casa accoglienza e si infila tra le piante, poi scavalca la cancellata, evoluzioni riprese dal sistema di videosorveglianza, immediato l'allarme ai carabinieri con la 34enne tedesca che viene investita 10 minuti dopo quando tutti la stanno cercando. La nostra è una struttura sanitaria, cura le persone e non le contiene, afferma il direttore di Casa Don Girelli, Giuseppe Ferro. Angelica Hutter dice forse viveva un periodo di forte stress acuito dalle feste natalizie. Non mettiamo muri, intanto le prossime ore potrebbero essere decisive per capire quanto il destino possa essere tragico e beffardo. E Anna Maria Parisi ha raggiunto il nonno del piccolo Mattia, nonno Luigi, che usa parole nette, dure. Né lei né i genitori hanno mai chiesto scusa, dice riferendosi a Angelica Hutter. Ora provano il nostro stesso dolore. Nel fatto che i genitori di lei soffrono almeno un po' di come abbiamo sofferto noi, perché da quella gente là non abbiamo avuto un rigo, una scritta, una parola di scusa, di conforto, di niente. Casa Antoniello, qui a Favaro Veneto, è l'abitazione dei genitori di Marco, ucciso a 47 anni insieme al piccolo Mattia di appena 2 anni nell'incidente che ha sconvolto Santo Stefano di Cadore. Ad aprirci sono i nonni Ida e Luigi. Le parole di nonno Luigi non cercano vendetta, ma restituiscono tutta la profondità di un dolore che non conosce tregua. Il valore di loro figlia, se soffrono per la loro figlia, almeno che soffrissero un attimo di come abbiamo sofferto noi. Perché il dolore non si può calcolare. Non si cancella. No, perché quel dolore è eterno. La notizia dell'incidente che ha coinvolto Angelica Hutter l'avevano vista scorrere in televisione poco prima del nostro arrivo, proprio durante il nostro telegiornale. Un colpo improvviso che ha riaperto ferite mai rimarginate, ci dice nonno Luigi. Il stesso trauma. E mi è balzata alla mente lei, diciamo, in mezzo alla strada, diciamo, come erano i miei, solo che i miei purtroppo erano coperti da un lenzuolo e che lei è stata soccorsa. Mi auguro che ce la faccia. Un dolore disumano, la tragedia causata da Angelica, un dolore che resta anche quando il tempo passa e che nessuna notizia potrà mai cancellare. Io mi sarei aspettato almeno un rigo di scuse da parte dei genitori, come esseri umani, perché se mio figlio avesse fatto anche una piccolissima parte di quelle che aveva fatto sua figlia, anche se la ritenevano malata, è stata ritenuta malata, era mio dovere chiedere scusa. Quello che ha fatto ancora, ha aumentato ancora più il dolore, più la sofferenza. La colpa, se lei era fuori, è delle leggi italiane. Dargli tutte le attenuanti possibili. E 3 omicidi in una struttura di riabilitativa per noi è stato poco. Nella casa dei nonni le fotografie dei loro cuori travolti inesorabilmente da quell'Audi nera, tutto intorno i pupazzetti del piccolo Mattia, nel segno di una mancanza incolmabile per sempre. E quello è. E noi, purtroppo per noi c'è l'ergastolo a vita. Noi vegetiamo, noi adesso non viviamo. Un silenzio carico di dolore spezzato solo dal suono delle ambulanze, così il mondo del soccorso trevigiano ha voluto rendere omaggio a un collega stimato strappato alla vita all'improvviso mentre stava per iniziare il suo turno di lavoro. Oggi pomeriggio a Dosson i funerali di Alberto Zappolla.
Le sirene spiegate hanno rotto il silenzio davanti alla chiesa parrocchiale di Dosson di Casier per l'ultimo saluto ad Alberto Zappolla, storico operatore del SUEM 118, scomparso improvvisamente all'età di 58 anni. Un omaggio carico di significato voluto dai colleghi della Croce Rossa, della Croce Verde, della Croce Azzurra e di Castelmonte, che hanno accompagnato con il suono delle ambulanze il feretro di un uomo che aveva dedicato la vita al soccorso degli altri. Zappolla, residente a Casier, è stato colto da un malore improvviso martedì scorso, poco prima dell'inizio del turno di lavoro. Si trovava nei locali della struttura quando si è accasciato a terra. A dare l'allarme alcuni colleghi che lo hanno trovato privo di sensi. Infermiere per anni sugli equipaggi delle ambulanze del SUEM 118, Alberto aveva ricoperto anche il ruolo di centralinista e più recentemente quello di addetto alla centrale operativa trasporti. Un percorso professionale lungo e apprezzato, costruito con discrezione, competenza e senso del dovere, qualità ricordate durante le esequie. La tua presenza, discreta ma profonda, ha lasciato un segno sincero in tutti noi. Sei stata una persona gentile e responsabile, sempre attenta agli altri e capace di amare con semplicità e costanza. Prima dell'entrata in chiesa, la dottoressa Maria Luisa Ferramosca, primario del SUEM 118, ha consegnato la giacca di lavoro di Alberto da deporre sul feretro, simbolo di un legame profondo con il servizio e con i colleghi. Accanto alla bara la moglie Teresa non si è mai allontanata, restando in silenzio con una mano appoggiata sul feretro. A ricordare Alberto con parole semplici e intense è stato poi il fratello Francesco. Ora, come ogni giorno, il suono lontano e crescente di una sirena in emergenza non sarà più lo stesso. Ovunque capiti, ovunque siamo, ma il suono di un'anima che di quel soccorso portava la sua vita per la vita. Zappolla aveva affrontato 2 anni fa anche il dolore per la perdita della madre Bianca, figura molto conosciuta a Treviso per aver gestito per anni un chiosco di panini e snack, prima davanti alla stazione ferroviaria e poi nella zona dell'incrocio delle Stiore vicino all'ipermercato Panorama. La sua morte improvvisa ha lasciato un vuoto profondo non solo tra i familiari ma anche nel mondo del soccorso trevigiano, che ha voluto salutarlo come si fa con chi ha condiviso turni, emergenze e responsabilità. Abbiamo qualche istante di pubblicità fra poco. Di nuovo in diretta per la pagina politica, domani sera sulle emittenti del gruppo Media Nord-Est, su Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est, il messaggio di fine anno del Presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani, che guarda alle sfide del 2026, sfide sia sociali che economiche. Intanto in Giunta si è approvato un nuovo progetto per la lotta alle nuove droghe. Abbiamo messo a disposizione oltre 200.000 euro per attivare una rete regionale di contrasto alle nuove sostanze psicoattive e quindi la necessità di garantire non solo prevenzione ma anche un forte contrasto allo spaccio e soprattutto all'utilizzo ovviamente di queste sostanze. Un mercato che non conosce crisi, sempre più insidioso perché subdolo, con l'incubo fentanyl che forse è uno degli aspetti più evidenti e discussi. L'ultimo provvedimento dell'anno è dedicato alla lotta alla droga, in particolare alle nuove frontiere dello spaccio e delle dipendenze. Alberto Stefani su questo fronte accelera con un progetto in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Saranno messi a disposizione delle aziende sanitarie locali, in particolare di quelle che si occupano in maniera specifica della lotta e del contrasto all'utilizzo delle sostanze stupefacenti. L'iniziativa rientra in quella priorità il sociale che resta il vero pallino del nuovo governatore, che nell'ultimo giorno dell'anno è pronto a rivolgere un messaggio a tutti i veneti attraverso le emittenti del gruppo Media Nord-Est, a reti unificate su Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est, sociale ma non solo. Le sfide per il nuovo anno sono tante. Vi aspetto domani sera alle ore 21 su Media Nord-Est per gli auguri di un felice anno nuovo da vivere insieme. Le sfide della politica sono tante e ci sono anche le sfide elettorali e si va verso le
elezioni del prossimo presidente della provincia di Treviso. Entro il 12 gennaio vanno depositate le candidature per stabilire chi governerà l'ente, il Sant'Artemio, dopo il leghista Stefano Marcon. C'è una girandola di nomi per il centrodestra. Si stringe il cerchio intorno ai nomi che saranno presentati come possibili candidati a presidente della provincia. Si vota il 1 febbraio, ma i nomi vanno depositati tra l'11 e il 12 gennaio 2026. Gli elettori di questa tornata sono 1330 tra sindaci, sindache, consiglieri e consiglieri comunali dei 94 comuni del territorio della provincia. Possono essere candidati tutti i sindaci e le sindache dei comuni che siano in carica al momento della presentazione della candidatura, e le candidature devono essere sottoscritte da almeno 200 aventi diritto al voto. Inevitabile quindi che per le segreterie dei partiti queste siano ore febbrili. Proprio in queste ore la Lega si raduna intorno al segretario provinciale Dimitri Coin per fare il punto. Dopo anni di dominio leghista, parliamo di Zaia, Muraro e Marcon, inutile negare che il Carroccio vorrà continuare il suo dominio. Ma credo che anche il grande risultato elettorale delle regionali deve far riflettere su come Treviso è posizionata e chi rappresenta veramente per la politica Treviso. Ma ci sono 2 o 3 nomi che circolano in maniera un po' più forte rispetto agli altri. Sono persone che sicuramente hanno delle capacità, hanno una forza anche amministrativa, una conoscenza amministrativa. Mi auguro che siano uno di questi 2 o 3. I nomi non li faccio perché sappiamo che in questo momento fare nomi significa magari fare più un danno che un bene. Ecco allora i nomi del centrodestra, li facciamo noi. Per la Lega il sindaco di Montebelluna Adalberto Bordin, Claudia Benedos di Maser, Diego Zanchetta consigliere a Gaiarine e Marco Donadel sindaco di Roncade. E poi naturalmente per Fratelli d'Italia Davide Bortolato, che ricomposta la pseudofrattura nella sua giunta aspira al vertice della provincia. Sì, si fa il mio nome probabilmente perché sono il sindaco di Fratelli d'Italia che governa il comune più numeroso nella provincia di Treviso. E, insomma, decideranno i segretari in questi giorni, insomma, stanno parlando per decidere quello che sarà il nome del centrodestra, e auspichiamo insomma che sia un nome unico per un centrodestra unito. Tutti concordano sul fatto che la riforma del Rio abbia di fatto svuotato le province di potere e finanze e che si dovrebbe tornare all'elezione diretta del presidente, un tema che anche Fabio Maggio di Forza Italia, oggi vicepresidente provinciale, sostiene da tempo. E proprio Forza Italia potrebbe essere l'ago della bilancia per tenere unito il centrodestra, mentre il presidente uscente Stefano Marcon già festeggia sui social altri traguardi. Come centrodestra l'importante è essere uniti sempre, quindi nei prossimi giorni, nonostante tutto, nei prossimi giorni credo che le segreterie provinciali giungeranno ad un accordo e l'importante, torno a ripetere, è proseguire e con continuità in quel disegno importante di investimenti e di valorizzazione di quello che la provincia può dare, può fare per i cittadini. Lo avete appena visto nel servizio, Davide Bortolato, sindaco di Mogliano. A Mogliano oggi si è fatto il punto dell'attività svolta nel corso del 2025 partendo dai temi sempre sensibili della sicurezza. Nonostante la grave sparatoria ad inizio novembre, un fatto certamente estemporaneo, per Mogliano è stato un anno da ricordare, dalla riqualificazione del centro storico alle attività come città europea dello sport, fino ai nuovi investimenti sulla sicurezza che danno ragione al comune. Ma i dati ci dicono che Mogliano, insomma, i reati sono assolutamente in calo, il trend è molto positivo, addirittura anche per quanto riguarda i furti in abitazione i dati ci dicono che siamo in calo e in controtendenza tra l'altro a quello che avviene nel resto della provincia. L'evento principale è stato certamente la riapertura pedonale della piazza, luogo di identificazione dei moglianesi. Abbiamo fatto un grande lavoro per rilanciare sia dal punto di vista commerciale, anche con degli aiuti, sia dal punto di vista della vita della città, con tantissimi eventi già a partire da metà di giugno, ma poi sono proseguiti anche in autunno, importanti manifestazioni.
fino ad arrivare qui al Natale. Si è investito anche nel turismo e nel sociale, ma nel 2026 arriveranno 2 milioni di euro per la nuova biblioteca e 800.000 euro per il centro giovani. In progetto anche nuove asfaltature e videocamere, oltre alla messa in sicurezza sismica della caserma dei Carabinieri per 400.000 euro. Confermate per il nuovo anno tutte le buone pratiche dello sport per famiglie e associazioni. Stiamo parlando per esempio di uno sportello fiscale che aiuta e sostiene le associazioni sportive del territorio a dirimere quelle che sono le questioni che possono nascere dall'interpretazione appunto della riforma dello sport e sostenerle quindi anche nelle attività quotidiane. Altre attività messe in campo questa volta per le famiglie, l'organizzazione delle visite medico-sportive non agonistiche per i giovani moglianesi dai 6 ai 18 anni, attività che ha riscosso particolarmente successo. Aumentano gli assistenti sociali da 5 a 6 e nasce un nuovo progetto. Abbiamo anche favorito, in collaborazione con l'associazione Efesto, la nascita di un consultorio dedicato alle famiglie con ragazzi con malattie rare e al disagio giovanile. La sfida 2026 sono anche gli ATS e l'apertura delle case di comunità finanziata con 2.700.000 euro, ma anche la riproposizione di un'esperienza di co-housing per 10 ragazzi dai 13 ai 16 anni a Bonisiolo, 3 giorni alle prese con se stessi a cucinare e fare rete senza i social di mezzo, insieme agli educatori di strada del comune. Si sono trovati coesi, hanno fatto nuove amicizie e in più questa cosa è fatta, abbiamo fatto sì che anche la scuola riprendesse il tema dell'iniziativa con una serata dedicata ai ragazzi e ai genitori. Andiamo adesso a Belluno. Crisi aziendali, frane, viabilità, vere e proprie emergenze nel 2025 per la provincia di Belluno, che si appresta a salutare il nuovo anno con rinnovato ottimismo, ma soprattutto, e non potrebbe essere altrimenti, spirito olimpico. Si chiama lavoro e sarà il tema centrale dell'avvio del nuovo anno. Idro, Ceramica Dolomite ed in Bosch, le aziende punto di riferimento per tutta l'area della Val Belluno e del Feltrino, il cui futuro è un bivio. Stiamo affrontando questa crisi con l'impegno e la collaborazione della Regione del Veneto, degli enti locali, delle istituzioni, del mondo sindacale, delle associazioni di categoria, tutti insieme, perché non possiamo sicuramente permetterci di perdere queste aziende, soprattutto in particolare la Idro, anche dal punto di vista anche logistico e ambientale, perché ci troviamo in mezzo alla città di Feltre, quindi una soluzione lì va trovata assolutamente. Il numero 1 di Palazzo Piloni mette le crisi aziendali al primo posto nel bilancio di fine anno della provincia. Annus horribilis per i dissesti estivi in montagna da Borca a San Vito, che hanno causato disagi e polemiche che hanno percorso in lungo e in largo la statale olimpica. Abbiamo cercato veramente di fare tutto ciò che era nelle nostre possibilità, anche oltre, perché di fatto noi ci siamo impegnati per il sistema di monitoraggio, che era un impegno che noi ci siamo presi per venire incontro anche alle esigenze di ANAS, e mi auguro che adesso si possa progettare nel 2026 quell'opera che possa mettere definitivamente in sicurezza quell'area. Il 2026 si aprirà con gli Stati Generali della Montagna, prologo il 23 gennaio. Vorrei lanciare lì un percorso che arriverà anche a dopo l'elezione del Presidente della Provincia, che sia io o che sia un altro, in modo da poter fare delle riflessioni, ma soprattutto creare una strada con degli obiettivi precisi. E poi l'Olimpiade Milano-Cortina 2026. Mancano 5 settimane. I cantieri, quelli sportivi, sono al rush finale. Il resto sarà eredità, mentre crescono entusiasmo e tensione. È l'evento su cui abbiamo costruito mesi, direi quasi anni di lavoro, di incontri, di tavoli, per cercare di farci trovare pronti. Io penso che dal punto di vista organizzativo delle gare non ci saranno problemi. Dal punto di vista logistico sicuramente la neve potrebbe fare la differenza. Stiamo lavorando attraverso un impegno sul trasporto, che è quello che ci tocca da vicino e sul quale secondo me attraverso Dolomiti Bus saremo pronti. Mi auguro che i disagi siano i minori possibili.
È stata spostata al periodo immediatamente successivo all'Epifania la tradizionale marcia della pace che solitamente si teneva la sera di Capodanno. Lo comunica la diocesi di Belluno-Feltre, che ha predisposto un programma a partire dal prossimo 9 gennaio. La chiesa di Belluno-Feltre proporrà una serie di iniziative con cui intende aderire pubblicamente a quanto Papa Leone ha pubblicato nel suo messaggio per la giornata mondiale della pace, che sarà celebrata il 1 gennaio. Tutte le iniziative sono state curate da vari uffici diocesani di pastorale in collaborazione con le scuole in rete, Associazione Amici dei Disabili e dei Minori, Azione Cattolica, GESCI e Federazione Scout d'Europa con il settimanale diocesano L'Amico del Popolo. Neppure il tempo di archiviare l'amministrazione Caligaro, neoeletta in Consiglio regionale, che ieri è stata formalizzata la prima candidatura a sindaco di Vigo di Cadore. In campo scende Luca Frescura, 24 anni, presidente nazionale di Giovani e Futuro, con un impegno netto sul fronte fiscale, una proposta amministrativa centrata su presenza, ascolto e concretezza. Se sarò eletto, afferma Frescura, il 2025 sarà l'ultimo anno con IMU e IRPEF al massimo, convinto che con un avanzo di quasi 1,5 milioni di euro si possano ridurre le imposte e stare concretamente dalla parte dei cittadini. La candidatura di Luca Frescura è stata accolta in paese con grande entusiasmo. Il presidente di Giovani e Futuro in questi anni si è distinto per competenza e concretezza che saranno la base della sua campagna elettorale. Mobilità e riqualificazione urbana al centro di un nuovo investimento in Cadore. Restiamo quindi in Cadore. È stata firmata infatti la convenzione tra il Fondo Comuni Confinanti e il Comune di Calalzo per la realizzazione del nuovo terminal del bus nell'area della stazione ferroviaria. Un passo concreto verso una mobilità più moderna e integrata per il Cadore. Con la firma della convenzione tra il Fondo Comuni Confinanti e il Comune di Calalzo prende forma il progetto del nuovo terminal dei bus a servizio della stazione ferroviaria, snodo strategico per residenti, lavoratori e turisti. Calalzo è uno snodo estremamente importante del territorio della provincia di Belluno. Non è solamente importante perché ci saranno i prossimi eventi olimpici, ma è importante ed è stato sempre importante per l'arrivo del treno, ma anche per tutto quello che riguarda le corriere. Il Fondo Comuni Confinanti finanzia l'opera con un contributo di 1 milione di euro all'interno di un investimento complessivo che sfiora i 4 milioni. Il terminal sorgerà in un'area oggi sterrata di pertinenza ferroviaria, dove verranno ricollocati gli stalli attualmente presenti nella piazza della stazione. La nuova struttura sarà dotata di 7 banchine pavimentate e sarà direttamente collegata al piazzale ferroviario, migliorando la sicurezza dei percorsi pedonali e l'efficienza del nodo di scambio tra treno e autobus. Il progetto comprende anche interventi di arredo urbano, aree verdi e alberature per valorizzare l'intero contesto e ridurre l'impatto visivo dell'infrastruttura. Il Fondo Comune Confinanti ha deciso di appoggiare il Comune proprio per questo fine, per dare dignità e anche sicurezza ai viaggiatori, ma soprattutto anche per cercare di mettere assieme a RFI le risorse per dare un'immagine complessiva sia della stazione che del terminal bus, un'immagine di grande accoglienza. Ma se l'opera viene considerata strategica per tutto il territorio, non la pensano così i pendolari, sostenitori del portale treni.it, per i quali l'intervento è sì importante. Tuttavia la qualità del trasporto pubblico locale non dipende solo da una singola infrastruttura. Nel bellunese, scrive treni.it, l'interscambio tra treni e bus resta critico. Cambi impossibili, informazioni carenti, corse ridotte o azzerate nei giorni non scolastici. Insomma, senza una buona pianificazione del servizio dei bus e senza una reale integrazione oraria, informativa e tariffaria, il rischio è che il nuovo terminal diventi inutile a Calalzo come a Ponte nelle Alpi. Non ho ulteriori aggiornamenti da darvi né dalla Marca Trevigiana né dalla provincia di Belluno. Ci lasciamo con i vostri presepi. Questa sera vediamo le creazioni della piccola Sara De Nardi da Vittorio Veneto, che ci racconta come ha realizzato la sua natività, poi il presepe degli alunni della scuola primaria di Caselle di Altivole e infine quello di Daniele Micheletto di Sernaglia della Battaglia. È tutto anche per questa edizione. Buona serata. Io sono Sara De Nardi di Vittorio Veneto e oggi vi farò fare un tour guidato del nostro super presepio. Questo è il nostro mulino con tanto di personcine, porte apribili e
tizi strani. Poi qui abbiamo la taverna barra casa capanna col frate ubriacone. Qui invece c'è lo specchio che dà il senso di profondità, che non so se lo vedete bene, sì, si vede bene. Questo invece è il mercato delle pulci. Ci sono salami, legna, vino, formaggio, coltelli, utensili e farina e lavoratori vari. Qui invece c'è la capanna con l'angelo, il maiale, l'asinello, le provviste, i bue e la luce che illumina il mondo e la Sacra Famiglia. Poi qui invece ci sono varie casette, cagnolini molto carini. Qui ci sono varie case, pastori, pecore cadute. La parte della montagna, la casa in montagna, la baita. Qui invece ci sono vari personaggi che scalano le montagne. Poi questo è il cielo, la volta celeste che sembra illuminata, ma non lo è solo il riflesso delle stelline di plastica. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just begun. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young. A Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas, for weak and for strong. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.